C'è il sondazzo, dico, ma c'è il sondazzo, è meglio per noi che per i russi in Cecenia in questo momento. Ma cari amici del vostro caro amico G, il sondazzo di oggi e di questa settimana, almeno per la sua prima parte, perché sapete ormai bene che il sondazzo si suddivide in due parti, la prima parte a tema, la seconda parte a tema libero. Ecco, il tema della prima parte è qualcosa che da molte parti mi è stato richiesto, allora evidentemente si deve fare, no? Il signor Vandalo Unni dei traslochi Attila. Allora, sì, esattamente. Chi è Vandalo Unni? Già dal suo nome si può capire che è un tipo distruttivo, insomma, no? Dove passa lui, non resta più un mobile, evidentemente, non nasce più la moquette, come dice lui. Evidentemente no, perché lui fa i traslochi, indubbiamente, e dice alle persone che insomma hanno telefonato per fare il trasloco. Queste persone poveracce proprio non ci pensano nemmeno lontanamente al trasloco, quelle vogliono stare a casa loro. Quando gli colpisci la casa, no? La settimana scorsa con Bisogna no? L'architetto Culirossi, oggi con Vandalo Unni e Guglielmo Passeri, che naturalmente viene di conseguenza, essendo l'uomo di fatica, quello che va a fare i traslochi, no? Ci mancherebbe. Sì, lui porta l'ape, sì, due cami e 3 purmi, no? Sì, 3 purmi, e li guida tutti lui contemporaneamente, roba incredibile. Vabbè, d'accordo, vogliamo andare. Sì, cari amici del vostro caro dolce amaro amico G, andiamo a fare traslocare qualcuno. Sì, una volta si diceva anche sdralogare, no? Perché uno disse così, ma mi ricordo tempi passati, stralogo, non faccio nessuno stralogo io, e da lì sdralogare. Ma te dimmi che gente c'è nel mondo, anche voglio dire che linguaggi. Pronto? Sì, buongiorno, qui Traslochi Attila, quando possiamo venire, va bene oggi? Sbagliato. Come? Ha sbagliato il numero. No, ci mancherebbe, ha sbagliato il numero. Cominciamo con cambiare le carte. Non cambiamo le carte in tavola, va bene? Voi dovete traslocare. E io lo richiamo naturalmente, ma come può dire che io ho sbagliato il numero se ho detto sono... fammi finire. Allora sì che dirai che ho sbagliato il numero. Sì. Vandalo Unni. Sì. Beh, vediamo se risponde lo stesso Naccherino. Guarda un po'. Pronto? Ma è il modo quello di riattaccare? Ma stia un po' a sentire lei, mi fa parlare me per favore. Se lei riattacca non parliamo nessuno dei due, parli. Ok. Lo sa il numero che ha fatto e mi dice innanzitutto chi è e chi cerca. Io l'ho già detto chi sono, il numero l'ho rifatto, quindi evidentemente è lei. Allora io sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Io non lo conosco neanche. No, voi dovete traslocare. C'è stato ordinato di farvi traslocare, allora come si fa qui? Se lei dice che noi dobbiamo traslocare, venga in su e poi traslochi. Io quando lei entra dentro chiamo la polizia. No, guardi, io arrivo con la polizia, vi faccio scortare, certo. Perché lei prima chiama per traslocare e poi ci ripensa. Ma noi lavoriamo. Se è uno scherzo le conviene a riattaccare, dia retta a me. E se non è uno scherzo? E se non è uno scherzo poi andremo in fondo a vedere chi è questa faccenda. Andremo in fondo, anzi le mando il mio uomo per trasloco, va bene? No, venga lei di persona. No, li faccio parlare con quello che arriva. Aspetti un attimo. Guglielmo, vieni qua. No, aspetta a partire. No, che lui dice si inventa le cose, non so, dice che non aveva ordinato lui il trasloco. Ma com'è questa faccia? Come non ordinato lui? Ci ho messo io. Pronto? Ho capito. Buongiorno. È quella famosa radio. Ho capito. È famosa, sì, effettivamente, di molto famosa. Anzi, famosissima. Sono caduto nello scherzo. Com'è? Sono caduto nello scherzo, capito? Quasi, perché insomma a un certo punto comunque non si trasloca nulla. Purtroppo. D'accordo. Mi dispiace, ciao, addio, ciao. Quella è famosa, per carità di Dio. È quella famosa radio. Vabbè, d'accordo, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. È caduto, poi si è un po' rialzato. Diciamo. Ricomporre il numero. Cosa vuoi da me? Io ho fatto tutto, ho fatto il prefisso, ho fatto ogni cosa. Cosa vuoi da me? Ricomporre il numero? Ricompongo. Mi ricompongo, sì. Ricomponiamo la salma e vediamo. Ma io non so mia. Ma sì.
alla voce del Passeri si è subito capito l'inghippolo. Dunque, vediamo da qualcun altro che cosa succede. Sì, Vandalo Unni, traslochi Attila. La gente non vuole. Come mai la gente non vuole traslocare? Pronto? Buongiorno, Vandalo Unni dei traslochi Attila. Senta, va bene oggi nel primo pomeriggio per il trasloco? Ma chi parla? Traslochi Attila. Va bene se veniamo nel primo pomeriggio? Ma a fare cosa? Il trasloco, signore, il trasloco che voi dovete fare, no? Ma da chi? Ma da chi? Da voi. Ma che trasloco? Ma quel trasloco? Il trasloco da una casa all'altra, poi ci dirà dove si devono portare i mobili. Ha già impacchettato tutto, ha fatto le casse delle cose piccole? Pronto? Ma chi chiama lei? Ma lei signor Mario? Sì. Ah, allora vede. Senta, c'è da fare un trasloco. Lei sta per traslocare, lo sapeva? Come? Lei sta per traslocare. Ma chi lo dice? Lo dico io perché c'è stato dato ordine, quindi. Mi dispiace. Come? Mi sembra strano che lei non lo sappia. Ma io abito qua, dove lo so che abita là, e ora lo mandiamo da un'altra parte. Ma scherza davvero? No, ma scherza lei? Ma guardi, noi siamo già tutti pronti, arriviamo nel primo pomeriggio, fra un'ora e mezzo arriviamo. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sto dicendo? Allora, voi date a noi, noi portiamo via i mobili, smontiamo gli armadi, la cucina, tutto quanto, e la portiamo nel posto che ci indicherà lei. Ma dai i numeri lei? Noi facciamo i traslochi, Ma non voglio fare i traslochi, ma io abito qua, ma cosa dici? Abita là, abiterà in un altro posto, io faccio questo lavoro, se nessuno traslocasse che farei io? Ma chi l'ha chiamato? Io lavoro perché la gente, una persona ha chiamato, ha detto sono il signor Mario, lascia questo numero, mi telefoni quando pensa di venire. In giornata ha già preparato le cose, le casse, perché sennò facciamo noi, levando il nostro uomo, Ma cosa sta parlando? Ma sto parlando che bisogna portare via tutto. Aspetti, la faccio parlare con quello che ha preso la telefonata, va bene? Vediamo se. Va bene, un attimo. Guglielmo! Cosa? Vieni, su, parla con questa persona perché, insomma, te hai preso la telefonata. Sì, ho presa io. Sentiamo. Pronto? Buongiorno, sono Guglielmo Passeri, dei traslochi Attila. Allora, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa volete da me? Signor Mario, buongiorno. Io sono il signor Mario. Sì, lei mi ricordo. Il cognome com'è? Mi ha telefonato e mi ha detto che c'è da fare il trasloco e mi riconosco benissimo la voce. Senta, allora, io siccome ho già preparato l'ape, Duhami e 3 purmi, quando posso venire? Lei, signor Mario, ha questo numero di telefono, io, ma da questo numero c'ho l'indirizzo, gnosa. No, voglio dire, io vengo, va bene? Ma mi dica il cognome! E ce l'ho nel camion, in un camion, di uno dei Duhami. Ma dai i numeri lei! No, ce l'ho nell'ape, scusa, ho sbagliato. Come? Ma dai i numeri! No, il numero di telefono l'ha fatto il principale. No, io no, il principale ha fatto il numero. Lei mi ha dato il numero e io vengo a fare lo stralogo. E devo fare lo stralogo. Ma in che via viene? In via Rossi, no? In via Rossi? Allora, ci sta lei, no? Ci sta lei. E allora lo stralogo va fatto, ecco. Mi deve indicare la nuova abitazione e io porto. Ma che nuova abitazione che c'ho io? Ma date i numeri! No, i numeri, senta, dà questi numeri. No, io non li do i numeri, cosa volete? Aspetta, signore, quando un giorno magari lei andrà nell'aldilà, mi venga nel sogno e mi dia numeri buoni, però ora come ora siamo vivi, facciamo che si fone, vero? Allora, io vengo lì, porto via tutti i mobili. E dove li porta? Non li porto, sono Sallearo, signore. Dove li porta i mobili che abito qui? Dove li porta? E io fa lo stralogo, signore! Ma dove li porta? E li porto dove mi dice lei! Ma dove gli dico lei che io abito qua? La sua nuova abitazione! Ma dov'è la nuova abitazione? Ma se lo sa lei! Ma fate un giretto e cercatene un altro! È un stralogo! Ma come? Uno straloga e non sa nemmeno dove va a stralogare. Ma lasciamolo stare, pover'uomo, se no gli piglia un corpo. Andiamo da qualcun altro per un altro stralogo. Sì, un altro stralogo. Ma io non lo so. Ma la gente, ma è vero, la gente me la prendesse con più calma, no? Dice vabbè, vieni, si sta a vedere. No, io non porto mobili. Ho fatto un altro numero, indubbiamente. Pronto? Sì, buongiorno signora. Sono Vandalo Unni dei traslochi Attila.
Chi è? Vandalo Unni, traslochi Attila, per il trasloco signora, veniamo fra un paio d'ore. Ma guardi che qui il trasloco non è... Chi ha chiamato lei? Così è, il signor Antonio abita lì? Sì. Vedi. E che trasloco deve fare? Dei mobili signora? Io non credo. Non credo. Ma c'è il signor Antonio in casa? No. E dov'è? A lavorare. Quando torna? Viene all'una e mezza. Ecco, perfetto. Quando arriviamo noi? Cioè, noi arriviamo verso le 2 e mezzo, sì. Ecco, ha già preparato tutto? Ma cosa c'è da portare? Io non lo so mica. Cioè, le cose più piccole le ha messe in delle casse, così? Gli oggetti, non l'oggettistica. Guarda, io non so mica niente di questo lavoro. Ma non sa che suo marito ha deciso di traslocare? No. Non lo sapeva? No. Ma come, non gliel'ha detto? No, io sono la suocera. Non è Antonio non è suo marito? Antonio, ma che Antonio cerca? No, Antonio, ora il cognome ce l'ha il mio uomo, c'ha tutto l'indirizzo, tutto quanto sul camion. No, volevo dire, lei è la suocera di Antonio allora? Sì. Ho capito, vabbè, pensavo fosse la moglie, scusi. Però comunque, a parte questo, è lo stesso, cioè voi dovete traslocare. Voi abitate tutti insieme, traslocate tutti. Antonio ha deciso di traslocare e ha anche detto che la suocera non se la può portare dietro. È qui adesso, aspetta. Ecco. Vieni. Vieni, attenda un minuto. Sì. Dove la scarichiamo la suocera? E che ne so io? Nel fiume, no, sul Greto, sotto il ponte. Ecco, dunque. Antonio! Ti vogliono al telefono. C'è Cleopatra. No, si fa Cleopatra. Non lo so, vedi. No, la facciamo. Antonio e Cleopatra. A salire le scale. Sì, con calma, con calma. Noi guardi si sta lavorando, Le metto un conto, ma che lo so io. Sei pronto? Pronto, signor Antonio? Sì, buongiorno, sono Guglielmo Passeri, traslochi Attila. Ora qui, la signora non sapeva nulla, ma per il trasloco noi si viene verso le 2 e mezzo, va bene? Come trasloco? Trasloco di casa vostra? No, a casa nostra, ma scherza? Come scherzo? No, un momento, lo scherzo non l'ho fatto io, se mai me l'ha fatto lei, telefonato, ha detto, qui viene a traslocare, guardi che lei sta sbagliando persone, No, guardi, io vengo, ma ha anche detto lei per telefono, dice, trasloco tutto, ma la suocera non la voglio, me la scaricate sotto il ponte. Ma lei sta dando i numeri. Lei sta dando i numeri? No, non do nessun numero io, e dai con questi numeri, e dai oggi con questi numeri, Oh, pronto? Beh? Come stanno le cose? Lui se n'è andato abbastanza flemmaticamente, giustamente, non si è arrabbiato come la persona di prima, però non è detto che alla seconda telefonata non si lasci prendere anche lui dall'impeto e dall'empido. Pronto, allora guardi, se lei ha riattaccato, io allora vengo direttamente, io vengo, gli butto tutti i mobili alla finestra e lo stralogo si fa, capito? Lo stralogo si fa! Ma lei sta dando i numeri? No, dai, ho questi numeri, guardi, ho questi numeri, ho fatto fallo numerini dentro. Ma con chi si crede di essere a parlare? Io con Antonio, io ho tutto il nome, cognome, indirizzo, tutto quanto, io ce l'ho nell'ape, perché c'ho già pronta l'ape, Duhami e 3 purmi per fare lo stralogo. E poi lo stralogo, esatto, sì. Ma e sta allora dando i numeri! Dai! Se lei mi richiama, chiama i carabinieri, hai capito? No, lei guardi, lei non dia numeri, lei non dia i numeri. Qual è il numero dei carabinieri? Non lo sa. Ma perché tutti mi dicono che sto dando i numeri? Vabbè, d'accordo, se lui vuole i numeri, allora glieli do. Lo richiamo e glieli do. Mamma. Ma io non lo so mica. Ma io mi domando, oggi tutti mi dicono che do i numeri, è vero? Almeno è il secondo che me lo dice, è vero? Sì. 25 41 73 25 41, lei sta facendo l'84 40 92, no, questo no, 92 è eccessivo, 83 no 12, ma no, non è il mio numero, 45 no, ma cosa sta dando il numero all'auto? Sì! Ma questo non è il mio numero, lei non sta telefonando a questo numero. 3 4 12, già detto.
29. Ma cos'è il numero del loto? 69. Questo è qualcosa di più anche se vogliamo, vero? Giusto? Sarà sega lui. Ma oh mio Dio. Ma è sbagliato, lei sta telefonando. Ma come? No, sì, ma scusi, abbia pazienza. Se io dico 23. 23. Oh! Senta, 23 non è nemmeno... Ma a che città sta telefonando lei? A Buoniulo sto telefonando. Buoniulo. Ma qui siamo a Buoniulo ho detto. Buoniulo sei te, testa di cazzo. Ma ho detto la città. Vedi che comincia già a arrabbiarsi. Incredibile, diceva no, non è questo. Bisogna lo richiami perché è già abbastanza caldina, no? Ma voglio dire, sto dando i numeri come dice lui, li do, e lui pensa che ma io a volte mi chiedo, a volte non me lo chiedo per niente. Pronto? 11 78 47 28 di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31 e di 30 dice vabbè. Ciao, ci saluto. Si è arreso, è andato via, è rimasto lì, cioè non ha staccato, non ha riattaccato, però insomma non diceva più nulla a questo punto. Sì, duro, un po' duro. Prima mi dice i tuoi numeri, quando li do pensa che sia il suo numero e non è no, che gente c'è nel mondo, ma diciamocelo francamente, fra voi e me, fra Pronto? me. Pronto? Chi fa? Buongiorno, Vandalo Unni, traslochi Attila, signora, dobbiamo effettuare il trasloco in giornata. Ma che dici? Sì, il trasloco è casa sua, signora. Ma chi parla? Vandalo Unni di Traslochi Attila. Signora? Sì? Allora veniamo fra un paio d'ore, un'ora e mezzo, diciamo, Per il trasloco? Sì. Ma sta scherzando? Ma lei trasloca, signora? Io no. Ma come non trasloca? Senta, Allora ma perché l'ha mandato? Perché ci ha telefonato, signora, allora? Noi si lavora, sa? Ma proviamo a richiamare. Italia. Sì, ho preso la linea e basta. Cosa vuoi da me? Dio mio. No, vorrei provare a richiamarla per vedere se c'è un omino in casa, casomai, no? Che magari c'è anche l'omino che può... No, ma sai, forse no, chi lo sa. Questo Guglielmo Pastri mi va per la gola, mi fa... che ci posso fare? Sì, dunque... Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? È la figlia? Con chi parlo? Sono Vandalo Unni dei Traslochi Attila, signora. Allora? E allora dobbiamo venire per il trasloco, signore. No, signore, guardi che c'è stato del equivoco proprio. Io non ho chiamato nessuno per fare il trasloco. Sarà stata sua madre, non lo so. No, neanche mia mamma. Io da 3 anni che abito qui in questa casa e non ho chiamato nessuno per traslocare. Ma allora come facciamo noi? Siamo già tutti pronti per fare il trasloco. Ma chi è che ha telefonato? Ma lei mi dà i numeri, scusi, lei mi dà i numeri. Lei in questo caso, scusi, che sta dando i numeri. No, lei sta dando i numeri, signorina o signora, ha capito? Noi veniamo per il trasloco. Si prepari perché noi traslochiamo tutto, portiamo via tutto, poi ci dirà dove portare i mobili. Ma cosa dice? Ma cosa sta scherzando davvero? Ma lei dà i numeri, io chiamo i carabinieri. E se lei non vuole traslocare, noi prima togliamo i mobili, poi li rimettiamo dove li abbiamo presi, però lei paga il trasloco lo stesso. Pronto? Oh, eccolo! Finalmente l'omino! Pronto? Voi dovete stralogare! Che facciamo? Voi dovete stralogare! Pronto? Dovete fare lo stralogo voi, Chi? Voi! Senta. Voi dovete stralogare! Io arrivo... Lei deve dare il suo nome e cognome. Guglielmo Passeri! Prima il nome e poi il cognome. Guglielmo? Guglielmo Passeri! Bapperi, Capperi, va bene, Capperi, sì, abbiamo... Capperi, bravo, Capperi. Dove abita? Abito, dove cazzo mi pare, abbia pazienza, ma come ti permetti? Disonesto, tu sei un disgraziato. Ma perché? Adesso vieni, diamo un appuntamento, che ti faccio due occhi come due un pugno. Facciamo lo stralogo. Vieni, imbecille stupido. Straloghiamo. Fanculo, cazzo. Straloghiamo. Vai, cornuto, disonesto. Stralogone. Dammi l'appuntamento che vengo a casa tua, vieni.
Vieni, dai! Stralogante un po' di stronzo! Dragola! Ti faccio nuovo, ti faccio! Stralogone! Ho 2 occhi come una pugna, cretino! Straloghino! Subito! Stralogone! E ignorante! Stralogante! Ecco, ha visto che c'era l'omino? Ha visto che c'era... Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con successo in piazze e locali della Toscana. Se hai un locale o organizzi feste pubbliche o private, chiamami allo 0574 57 17 21. Allora! Beh, inossidabile, la musichetta del sondazzo torna per ricordare a tutti gli amici del caro vostro amico G che c'è la seconda parte del sondazzo. La prima si è conclusa con una bella animata discussionciola, vero se vogliamo, e la seconda non sappiamo. Adesso vediamo se il tema non c'è te, no, si va avanti così, come viene, sì, che prendiamo un numero qualsiasi, uno qualsiasi proprio così, e vediamo che cosa può regalarci, no? Può regalarci qualcosa come niente, dipende dal fatto se c'è qualcuno in casa, se non c'è nessuno, se quel qualcuno che c'è eventualmente invece penso la persona che ci dà soddisfazione, satisfaction, altrimenti I can get no satisfaction. Dunque, vabbè, vediamo un po', sì. Aspettiamo un po' con poca ansia, no? Peraltro, se non c'è qui ci sarà qualcun altro più là. E no, sembra di no. No. Facciamo la prossima. Sì, la prossima. Sì, d'accordo, io sono sì, siamo tutti d'accordo, certo, tanto le faccio io, no, vero, mica spendete voi tutto gratis, voi telefonate gratis, vi rendete conto? Attraverso di me telefonate gratis, cioè, no, questa non la voglio, abbiate pazienza, è uno dei momenti in cui io annullo il suono, sì. Facciamo questa, no, perché per carità di Dio non lo voglio sentire quel gracchio, no, non lo voglio sentire, no, vediamo un po', che c'è? Cosa vuoi? Infostrada, informazione gratuita. Sì, cosa vuoi? Il numero da lei selezionato è inesistente. Ma sta buono, se prima la dava, è lo stesso di prima, sai, dava un bru, ma che non mi piaceva, è per questo che lo sto rifacendo senza fine. Io fa un numero senza fine. Prendiamo uno spunto da quello che mi hanno detto nella prima parte. Sì, quella faccenda dei numeri. Sì, dai. Pronto? Sì. Sì, lei dà numeri, Che fa? Mi dai numeri? Perché? Allora basta dare numeri, no? Qui bisogna parlare di cose serie e importanti, Hai capito? Oggi! Oddio. Dio che mi hai beccato proprio me. Oddio mio, sei te che hai beccato me, sì. Veramente, Dio che sì, prima te l'avevo conosciuto, ma avevi già fatto il numero perché ma lì per lì hai detto, chi è che mi dice che da numeri? No, poi la voce è inconfondibile. Purtroppo se non mi conosci sei un ganzo. Ma io continuo così e te smetti di dare numeri. Ciao. Come si fa? Oggi, ma così, dice ma beccavo, stavo a beccare io. D'accordo, ok. No, per carità di Dio. Se ne fa un altro. Sì. Facciamo così, che cosa può avermi suggerito questo ascoltatore? Oggi ha detto. E io lo ridico alle persone. Cioè, oggi, e io dico oggi. Vediamo che... Allora, vabbè, sempre che questa parte c'ha un nome. Ci avrebbe un nome questo qui che sarebbe da utilizzare, purtroppo però sembra che non ci sia, no, non c'è, e allora se ne fa un'altra. Ma come, l'unico che si è trovato qui, per dire, oggi, ma come oggi? A me, sì, proprio a me, o a chi lo devono dire? A volte lo dicono a qualcun altro che magari mi imita. Va bene, dunque, sì. Oggi. Pronto? Sì? Oggi t'ho riconosciuto, madonna buona, sei te? Via dai, sei te? Oggi. È rimasta poi, bisogna richiamarla. No, bisogna richiamarla.
No, Giuliano Pastri fa parte del sondazzo precedente, dai, se no poi mi rovino del tutto la voce. Dunque, ok. Sì, oggi questa è rimasta di sasso, direi di sasso, proprio. Per questo bella soda, bella soda dura di sasso. Sì. Sì. Forse Pronto? Sì. Oggi come va? Va bene, Gigi. Gigi, oggi. Arrivederci. Ogig. Ciao Jim. Che mi chiamano in tutti i modi. Vabbè, d'accordo. Lui l'ha presa così a ridere, giustamente, perché no? Allora andiamo da qualcuno. Ogigi. Ecco, la cosa si è un pochino modificata. È diventata Ogigi. Gigi è ancora più plausibile. Sì, questo mica si chiama Gigi e nemmeno Luigi. Aspetta, quello sotto si chiama Luigi. Accidenti, l'ho mancato per un attimo. Pronto? Oh Gigi! Pronto? Oh Gigi! Ok. Oh, come va? Ma ha sbagliato numero? No, che c'è Lino? Ah, ma Gigi chi è? Che c'è? No, sono io Gigi, che c'è Lino? Aspetta un attimo allora. C'è Lino. Ho capito, scusi. Aspetta, c'è Lino San Marco. Sì, Albano e Romina. C'è Lino. Ciao, c'è Lino. Ah, Lino. Quello si chiama Lino. Quello sotto si chiama Luigi. Pronto, Lino. Oh Lino, come va Lino? Dimmi. Tutto bene? Per ora sì. Ah, mi fa piacere. Ma ti sento un po' giù, che c'hai? Nulla. No, è il tuo modo di fare, Io sono sempre stato Cosa? Dimmi tutto. Hai capito? Ho capito, sì. Mi fa piacere. Chi sono? Ti conosco così. Il mio nome? Non ti ricordi? Sinceramente te lo so dire, ma insomma dimmi pure tutto che io sono disponibile. Bene Lino, mi fa piacere Lino. Senti una cosa Lino, ecco, ci avremo un piccolo problemino Carolino. Dilla. Cioè, te potresti darmi una mano? Siete anche tutte e due, non è mezzo. Ma più che le mani avrei bisogno anche di un'altra parte del corpo, capito? E quello non c'è problemi. Allora, non per me, no. Sinceramente non è che neanche mi piaci tanto. Nemmeno tu mi piaci te, però mi trovo nella piacevole situazione di avere due donne, no? Due donne a disposizione, belline, carine, simpatiche, ci stanno, però sono due, capito? E io con tutte e due non ci faccio nulla. Però se c'ho un amico che mi viene a dare una mano e anche quell'altra parte del corpo, si fa tutte e due, capito? Si fa tutte e due, Oh, Lino, non dire alla tua moglie, ma insomma mi sembra una cosa, insomma, buona, no? Ti va? Mi va, che dici? Stasera? Stasera? Stasera, che ora? Stasera? Alle 9:30? Alle 9:30? Sì, dove? Tanto si arriva con la macchina. Dimmi, ripeti. Si arriva con la macchina, quindi con la macchina arrivo dove mi dici te. Dimmi te, dove? Dove ti pare a te? Io sono disponibile, sono un giro vago. Un giro vago? Sei molto vago. Se no, come l'intestino. Voglio dire, allora facciamo così, vengo a prenderti a casa. Mi viene a prendere a casa? Ti suono, però non salgo su perché chi c'è? La tua moglie c'è? La moglie c'è, ma lei la escludo. La escludi? Ma tanto è tutto un ammasso di cellulite ormai, no? È un po' avanzata, È avanzata proprio, è in avanzato stato di putrefazione. Senti, invece senti una cinesina, bellina, si chiama Chin Chun Li. Sì, Chin Chun Li? Sì, e una mulattina. Quale preferisci te? Guarda che la cinesina è brava, la cinese. Fa dei lavorini. Ora te la passo un attimo, aspetta, Lino. Cinciulli, vieni, parla. Il mio amico Lino è bravo, c'ha un cazzo grosso. Bene, io parlo con Lino. Pronto, Lino? Certo, cara, dimmi tutto. Ciao, sono Cinciulli. Sono la tua cinesina bella. Bella, Sì, bella. Che ti fa tutti i lavolini di sopra, di sotto, davanti, di dietro, dalle parti. Tutto quello che vuoi. Ti piace la cinesina? Ma certo che mi piace. Tu come hai, uccello? Pronto? Pronto, come tu hai, uccello? Pronto? Ma lei
Ma con chi parlo in questo momento? Io volevo parlare con Lino, io essere amante di Lino. Quando io faccio l'amore con Lino, io canto canzoncina. Ciucciami cinci, ciucciami cinci, ciucciami cinci, ma ciucciami cinci, ciucciami cinci, ciucciami cinci, ma io grande Tloia cinese. Mi piace molto Uccellone di Bravo Lino, perché Lino non ce l'ha piccino. Noi avere in Cina tutti i cazzi piccolo, e invece io nata con passi la grande passi la larga, sono tutte passela praticamente, no? E tutto intorno un po' di pelle giallina. Mi passi Lino? Pronto Lino? Ciao. Allora noi vedere questa sera va. Cosa ti piace di più che io fare? Cosa vuoi che ti faccia con la bocca, con le mani, con il culo, con la con le poppine? Ma se fai tutto mi rovini. No, ma io ti faccio tutto, un po' di quello, un po' di quell'altro, un po' di quell'altro. Sei mai stato all'ristorante cinese? Oh, a voglia. Ecco, lì mangi un po' di quello, un po' di quell'altro, mangi tanta roba. E io la stessa tutto, cosa. Via. Io sono come Flitta. Come chi? Sono Flitta. Flitta, eh? Fritta. E ti faccio un vestitino di saliva. Tu vuoi vestitino di saliva? Ah, a te piace? A fondo, sono grosso io, Sei grosso mio, ho lingua lunga, secca, lunga. Ho capito. Sì. Allora, ci si mette d'accordo, io cercherò di essere un po' sporchino, così mi lavi tutto. Sì, certo, se io infilo la mia lingua a bocca a te, esce dal buco di culo. Cos'è questo stronzo da buco di culo? Cos'è questo stronzo? Tu dici, no, è mia lingua, ti dico io, parlando con la lingua che poi arriva, torna su dietro dalla schiena e ti accarezza il collo. Io ti riesco a leccarti il collo mettendoti la lingua della bocca che esce dal buco del culo e torna su. Madonna, sono brava. Io sono un fenomeno. Com'è? Sei una formichiera? Sì, sono una formichiera. Tu quante formiche hai? Io ho un formicone. Mi piace, dammelo, lo voglio. Se fa tutti i versi lì, porca miseria, ma sì, è bellissimo, sei già allapato. Sì, noi siamo bravi, abbiamo vinto anche il Festival di Venezia al cinema. Evviva la Cina! La Cina è vicina, ciucciami cincima. La Cina non mi è tanto vicina, però. Non è vicina, ma io sono tutta passelina. Ho capito. Allora. Ti ripasso amico. Oh, va bene. Guarda, Lino è veramente bello. Mi piace. Brava, lo so che ti piace, lo sapevo, per quello ho telefonato a lui. Pronto, Lino? Oh. Ecco, tutto bene, meno male, perché questa telefonata è a carico tuo, A carico mio? Sì, diglielo meno male, almeno. Ho sentito che lo stava chiedendo, chi paga il telefono? No, almeno questo pagalo, perché ti porto la passera. Quella è gratis, dai. Quella è gratis. Ci vediamo stasera, passo da casa tua. Non registrare, lo mettevo alla radio. La radio? Ti manda quello che parla alla radio, dimmi. Ti manda quello che parla male alla radio, dimmi. Chi è che parla male alla radio? Vabbè, non c'entro nulla, C'è una, che c'entra, che vorranno dire? Cosa vorresti, mandare per radio questa cosa qui? No. Oh, no, digli alla tua moglie, che io non voglio essere riconosciuto, perché anch'io ho moglie, vero? Ci mancherebbe. Figli, no, per carità di Dio, certo. Non lo mandare a quello lì della radio, No, No, per carità, ci mancherebbe, stanno ascoltando tutti. Vabbè, ci si vede stasera alle 9:30, Lino. Va bene. Mi raccomando, Ciao. Buona giornata. Sì, butta via tua moglie intanto nel frattempo. Ciao.
Insomma, capito? Cosa ha detto la signora? La signora ha detto così: registra e si manda a quello che parla male alla radio. Io parlo male io parlo male, Ma avete sentito come parla la gente? No, voglio dire, no? Ecco, insomma, dopo avevo una penna, saltata via, deve essere stata, si è praticamente eccitata anche. Oh, dove? Davvero? L'avevo qui, si è eccitata anche lei, è saltata via, perché io quando faccio cinciolli mi eccito, Madonna se mi eccito. Ma come faccio senza la penna? Dove è andata? Eccola qui. Era saltata più in là. Dunque, allora, possiamo che? Questa è la linea, giustamente. Possiamo fare un altro numero. Figurati un po'. Vogliono mandare queste telefonate per radio. Ma che scherziamo davvero? Sono private, C'è la privacy, ma che scherziamo? Ma c'ha delle idee a volte, delle idee così strane. Facciamo questa. Vero, Sì. No. Ma che gente c'è nel mondo? Veramente, che idee possono venire a una donna ammasso di cellulite lì, quello che parla male per radio. Pronto? Sì. Allora io ora registro questa telefonata e poi la mando a quello che parla male per radio, va bene? Dimmi, parla. Di. Avrà sbagliato numero? No, qui non si sbaglia numero, qui il numero si fa giusto, caro Alessandro. Allora, sei te Alessandro, no? Allora io registro questa telefonata, va bene? Qualunque cosa tu dica io lo mando a quello che parla male per radio e lui lo trasmette a tutta la Toscana. Ma guarda che ti sbagli, che io non so nulla della radio. No, ma lo so io, non ti preoccupare te, sarà sentita da tutti. Allora, cosa hai da dire a tua discolpa? Ma per cosa? Perché cosa? Lo sai meglio di me, abbi pazienza, sono mica io che ho fatto quelle cose lì. Ma ma io non so di che No, guarda, parla. Ma guarda che ha sbagliato numero. Se te non ammetti niente, poi questa comunque viene risaputo da tutti, già tanto tutti sanno che cosa hai fatto, ma l'importante è ammettere, da retta a me, ti conviene. Avanti, ammettilo, confessa. Ma riguarda a modo il numero, ma scherzi, Ma io non scherzo, non scherzo io. Ma che ne sei della radio? Io sto registrando e tutto quello che dirai lo prendo e lo mando, la cassetta la mando a quello che parla male per radio. Figurati, lui non aspetta altro. Chi è che parla male per la radio? IG, è quello lì che parla male per radio. Cioè, praticamente io lo mando a lui lo aspetta come la manna queste cassette lì. Ma scusi, queste cassette lì. Che vuole da me delle cassette della radio? No, te non ti preoccupare, questo ti ho voluto avvertire perché, io ti dico, però ora parla, di la verità, tutta la verità, nient'altro. Ma di cosa? Ma di cosa? Di quello che hai fatto, no? Ma non ti vergogni, di negare anche. Guarda che tutto questo poi viene risaputo a livello. Ma guarda che io qui, ma te hai sbagliato numero, ma riguarda il numero. No, caro Alessandro, io non sbaglio il numero quando ti nomino per nome, Ma caro Alessandro, ma c'è mica uno solo che si chiama Alessandro. No, ma con questo numero quanti ce n'è? Quanti ce n'è con questo numero? Sarai o non sarai te, Ma io sono di sicuro che non so nemmeno di che parli. Ma caro Alessandro, dimmi che cosa va. Dillo, parla. Se mi spieghi cosa vuoi bene, se no io tiro giù e buonanotte. Bene, guarda, non so di cosa parli. Se te tiri giù sarà ascoltato anche questo, io glielo mando. A me non me ne frega niente, ma io glielo mando. Io non ce l'ascolta nulla. Ma caro Alessandro, tutte le tue colpe ricadranno sui tuoi figli allora, se non ti sgravi, sgravati figliolo, dille le cose, insomma. Ma che ma non ti rendi conto, dell'assurdità della tua posizione? Non ti rendi conto? Ma che ne so io chi è? Ma chi è? Chi arriva la moglie? Chi è? Ma lei lasciala fuori, povera donna, che non c'entra niente. Ascolta, lei non sa niente, lasciala fuori, non ho tempo da non addossare ad altri le tue responsabilità, capito? Sì. Allora, tutto questo andrà in diretta su tutta la Toscana quanto prima. Va bene. Anzi, in differita. Bravo. C'è la difterite? Ma io non c'ho nulla. Beh, allora, di che parli, caro Alessandro, guarda, stai attento a quello che fai e a quello che dici, chiaro? Sì. Altrimenti tutto viene reso pubblico. Va bene. Va bene? D'accordo. Pensaci, Certamente. Capito Alessandro? Va bene. Ok, d'accordo. Comunque guarda che ha sbagliato Alessandro. No, figurati, riga dritto. Riga dritto. A me anche se riga storto è un po' la sega. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con successo in piazze e locali della Toscana. Se hai un locale o organizzi feste pubbliche o private, chiamami allo 0574 57 17 21. Allora!
sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete.